Buongiorno, siamo qui in pieno Consiglio regionale durante la sessione di bilancio. Stiamo cercando di portare con tutte le nostre forze all'attenzione il grande problema del trasporto pubblico veneziano. Un tema importante che vede una realtà fortemente in crisi a fronte di quelle che sono le ricadute economiche e turistiche della pandemia. Abbiamo presentato 2 emendamenti per chiedere 4.800.000 euro da dare a favore della CTV a sostegno del servizio per i cittadini e delle casse aziendali fortemente in crisi. Abbiamo presentato un altro emendamento dove chiediamo un fondo di 1 milione di euro da devolvere ai lavoratori stagionali del trasporto pubblico locale. Ci sono tante aziende nella provincia di Venezia dove hanno avuto un impatto negativo e non hanno assunto gli stagionali quest'anno. Noi chiediamo che venga istituito un fondo a sostegno di questi stagionali ed in ultimo abbiamo chiesto che venga stanziato 1 milione di euro per l'illuminazione dei canali navigabili in laguna. Ci sembrano emendamenti importanti, speriamo che la Giunta li accolga, noi siamo qui per tenere alto e vivo questo problema. Grazie.